Il pesce piccolo che si rifiuta di rimanere muto. Francesco Zambon, il medico che ha lasciato l'Organizzazione Mondiale della Sanità dopo che il suo rapporto, redatto da lui con i colleghi della sezione di Venezia sulla pandemia da Covid, è stato insabbiato, ha un obiettivo con il libro che ha appena scritto, in cui racconta una storia di virus segreti. Vuole che l'OMS possa diventare più indipendente ed agire più tempestivamente per evitare che una pandemia possa ancora essere catastrofica. Ma penso che ci siano stati tanti elementi, sicuramente quello della Cina può essere una chiave di lettura. Diciamo che io sono stato, poi dopo mi sono allontanato dall'OMS perché non mi riconoscevo più in questa OMS che cercava di nascondere le cose più che renderle note. Tradendo quella che è la funzione dell'OMS, che dovrebbe invece essere in primis a dare delle indicazioni. Esattamente, infatti è proprio su questo anche che punta questo rapporto indipendente e dice no, bisogna ridisegnare completamente il sistema sanitario internazionale, che è quel sistema, diciamo, d'allerta che permette di rilevare dove ci sono nuovi virus che emergono e allertare subito i paesi. Ecco, questo assolutamente non è funzionato. Il rapporto definisce il mese di febbraio del 2020 come un mese perso, lost month, quindi le parole sono molto forti e chiare, sia per l'OMS che per gli Stati, cioè fa riferimento proprio alla complessività della cosa. E lo scandalo italiano, secondo lei, come si è orchestrato? Sempre per questa idea tutta italiana, insomma, di dare un colpo al cerchio e un colpo alla botte, o c'erano degli interessi sottesi? Ma io credo che ci fossero alla base degli interessi personali, come ho detto appunto relativamente al piano pandemico all'inizio, però dopo si sono sommati tanti altri interessi personali. Sappiamo oggi, alla luce delle chat che sono emerse anche dalla Procura di Bergamo, che c'erano vari attori coinvolti, ecco, e a tutt'oggi ancora non è chiaro, no? Perché addirittura viene detto che forse queste chat quasi siano artificiali, quando in realtà sono state confermate anche dal Presidente dell'Istituto Superiore di Sanità Brusaferro, quindi ovviamente ci sono state e sarebbe opportuno parlarne in maniera costruttiva piuttosto che eludere il problema, e non è tanto per un'attribuzione di responsabilità, ma per capire che cosa possiamo fare meglio nel futuro. Il 24 maggio c'è una riunione dove lei spera, però una speranza con l'S maiuscolo, che l'OMS possa essere riformato. Lei crede che veramente la prossima pandemia possa non essere catastrofica? Io credo che assolutamente sì, cioè ho speranza in questo perché per forza quello che è successo è una lezione importante per tutti e è impossibile che non ne teniamo conto. Adesso la misura in cui ne terremo conto dipende veramente da noi, anche dalla nostra umiltà di riconoscere quando abbiamo sbagliato. E il 24 c'è l'Assemblea Mondiale della Salute, lì se ne parla ed è veramente il momento in cui queste cose possono essere discusse in una maniera costruttiva e mi auguro veramente che questo venga fatto. Vi partecipano tutti i ministri, quindi i ministri hanno veramente in mano la salute dei cittadini. L'OMS più indipendente poteva salvare più vite? Sicuramente, senza dubbio sì, purtroppo non lo è stata.